inganni il risultato, lezione d'inglese ampiamente superata per l'Udinese che esce dall'Emirates Stadium di Londra con una sconfitta di misura 1-0 ai Gunners, frutto di una mancanza di oliatura difensiva emersa nei primi 10 minuti del match. La truppa di Guidolin si è presentata davanti al blasonato squadrone inglese senza pedine fondamentali e con giovani leve in sostituzione dei vari Sanchez, Hindler e Zapata, approdati in altri lidi pallonari. Parliamoci chiaro, il finale è stato oltre le più rose aspettative della vigilia. I ragazzi hanno lottato, sciupato e quel pizzico di lato B mancato che avrebbe dato all'Udinese un meritatissimo e forse stretto pareggio. È vero che al 90° Andanovic ha estratto dal cilindro una parata da numero 1 che mantiene viva la speranza, ma alla fine il dio del calcio avrebbe dato troppo agli inglesi. Gioco, triangolazioni e spirito da Udinese 2011. I nuovi hanno fatto la loro sporca figura, dimostrando agli scettici che il Paron in primis e i suoi collaboratori in secundis di calcio ne masticano ancora parecchio bene. Tra 7 giorni ritorno al Friuli davanti a circa 30.000 spettatori che inciteranno a dovere i loro beniamini. L'impresa si può, anzi, vista l'Udinese di ieri sera, si deve fare, perché l'Arsenal è battibile, seppur al ritorno ci sarà il neocapitano Van Persie, assente ieri sera perché squalificato. Lo diceva Nils Lidolm, non importa quanti giocano, ma chi gioca. Il vecchio aveva ragione, d'altronde il barone ne sapeva una più del diavolo. Non resta che dire, alle Udi.